La turista coltellata sotto Marina di Chioggia, parla la zia del 25enne del posto, interrogato tutta la notte dai carabinieri, in mattinata sottoposto ad accertamenti in ospedale, ha un alibi, dice, ma il fratello, se è stato lui, che paghi. Ennesima tragedia sul lavoro, operaio di 42 anni di origini ivoriane morto a Montecchio Maggiore, schiacciato da una balla di materiale in azienda, è la 10ª vittima da gennaio. Ennesimo episodio di cronaca in centro a Bassano, una violenta lite che si trasforma in aggressione, spunta un coltello, un ragazzo minorenne finisce all'ospedale. Rapina shock nella Castellana, coppia si ferma al postamat a prelevare, bandito aggredisce la donna con schiaffi e spray urticante, colpisce con il casco il marito, arrestato dai carabinieri. Paura sulla Postumia, a Trevignano esplode uno pneumatico, un tir impazzito finisce fuori strada andando a schiantarsi contro una casa, ferito l'autista di 43 anni. Elezioni regionali a incidere sulla scelta del candidato presidente del centrodestra, anche il voto nelle Marche, secondo il coordinatore azzurro Tosi, sull'incontro in Veneto con Salvini, Zaia e freddo. Con il classico colpo di benna, via i lavori a Casiera al Terraglio Est, 3 chilometri per un costo di 38 milioni di euro, un'opera tanto attesa quanto discussa. Presentato il bilancio della Film Commission del Veneto, la nostra regione si conferma sempre più come un set ideale, come attesta anche il film Duse, in concorso proprio questa sera a Venezia 82. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I fatti di Sottomarina a Chioggia in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché è sospettato per l'aggressione shock ai danni della turista trentenne straniera un 25enne del posto che è stato interrogato dai carabinieri, portato in caserma e in mattinata è stato sottoposto anche ad accertamenti in ospedale. Ha un alibi, dice la zia, mentre il fratello dice se è stato lui che paghi. Tutti gli aggiornamenti nel servizio di Anna Maria Parisi. C'è la questione della moto col casco scuro. Mio fratello non ha patente, la moto è quella ed è mia. Mio fratello, che sappia io, non ha mai guidato la moto. Così il fratello del 25enne di Sottomarina scagiona al momento il principale sospettato del brutale accoltellamento con 12 fendenti della trentenne tedesca dello scorso 1° agosto, quando, a poche ore dal suo arrivo dalla Germania insieme alla sua famiglia per una vacanza qui in Veneto, è stata vittima della violenta aggressione verso le 23 da parte di un uomo con il casco in testa, mentre era a passeggio con il suo cagnolino Lucky, scomparso da allora. A fornire un alibi al fermato, al momento non indagato dalla Procura di Venezia e in mattinata portato in ospedale per degli accertamenti clinici, anche la zia, la sua versione dei fatti. Anche perché io ho telefonato a mia sorella quella sera, lui stava dormendo a fianco alla sua mamma. E io ieri l'altro ero qua con una mia zia e c'era Andrea, mi ha salutato, ciao zia, come stai? Tu amore, come stai? Io sto bene. La scorsa notte il 25enne, sospettato del tentato femminicidio, prelevato da casa dei carabinieri, ascoltato in caserma fino a tarda notte, come racconta il fratello. E ieri sono venuti una ventina, tra i 15 e i 20 sicuramente. E niente, sono entrati e hanno perquisito tutta casa. E dopo sono stati un po' a parlare con Andrea, sono stati un paio d'orette. Dopo ci sono portati via. Lo stato d'animo adesso qual è, sapendo che tuo fratello è sospettato di questo accoltellamento? È preoccupazione, però non sappiamo neanche ancora se è vero. Ai familiari, come dinanzi ai militari dell'Arma, avrebbe professato la sua totale innocenza rispetto ai fatti. Ha detto che non ha fatto niente. Ha detto che i carabinieri hanno provato a dire la verità, però lui ha chiamato preoccupato mio papà, ha detto mi vogliono far dire cose che non ho fatto, non ho detto, e questo è. A credere nella sua innocenza anche la zia. Lui non ha la moto, non ha il patentino, non va nemmeno in bicicletta, è impossibile. Un ragazzo con un passato certamente difficile, con già 3 tentati accessi in comunità e che ora si sta curando, dice sempre la zia tra le lacrime. E il ragazzo con problemi, sappiamo che hanno dei problemi, chi li sa, sta andando a buon fine, ma non è il tipo di aver fatto quel tipo di cose. No, non ammetto, non sono sicura. E mentre le indagini proseguono, è sempre la zia ad avere un pensiero per la vittima. Spero che la ragazza si riprenda e guarisca presto, dice. Le faccio i miei auguri che stia molto molto bene e
che stia con la sua famiglia perché ha un bimbo o una bimba, non mi ricordo. Quello le posso dire. È il fratello del fermato, invece, ad aggiungere che Per me, se è vero, è giusto che sconti quello che deve pagare, per carità. E nel frattempo migliorano le condizioni della turista accoltellata, è stata trasferita dalla rianimazione alla chirurgia. sta meglio, uscita dalla rianimazione, trasferita al reparto di chirurgia a Chioggia, la turista tedesca accoltellata da uno sconosciuto, riportando gravissime ferite al volto, alla testa, alle mani e alle braccia. Con lei in ospedale a Chioggia in mattinata la sua famiglia, arrivata da Monaco di Baviera, e sempre accanto a lei anche il fidanzato Michael con il figlio adolescente, che anche oggi come ieri continuano a ripetere grazie a Dio è viva. She's alive. Wir wissen, dass Lucky lebt. Yes, Lucky live and... E il sindaco Armelao, l'unico a cui è stato concesso di farle visita, ha considerato che secondo disposizioni della stessa turista accoltellata e dei suoi familiari di riflesso della direzione sanitaria, altre visite, comprese quelle dei giornalisti, al momento non sono permesse. A ribadirlo anche il primo cittadino, puntualizzando nell'interesse della vittima e di tutta la comunità clodiense che l'aggressore possa presto essere garantito alla giustizia. E poterla salutare ufficialmente, insomma, a nome della città di Chioggia. C'è questo sospettato, io ovviamente non entro nel merito delle indagini che sono ovviamente dei carabinieri, ma diciamo ci auguriamo, insomma, ecco, che le indagini portino comunque all'identificazione dell'autore di questo gesto. Tra le priorità ora anche la costante e continua ricerca del maltese di 11 mesi, Luchi, scomparso dal momento dell'aggressione, l'appello del fidanzato della vittima. We gehen ihn gleich suchen. We're searching for it. Wir haben ihn schon 4 Stunden gesucht. Lo stanno cercando dappertutto, dice, speriamo torni presto a casa da noi, tra le nostre braccia. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Montecchio Maggiore. Pesava circa 1 tonnellata la balla di materiale plastico che ha travolto e ucciso un operaio di origini straniere non ancora identificato ufficialmente. È morto in un'azienda nella zona industriale di Montecchio Maggiore. L'ennesimo incidente sul lavoro è accaduto poco prima di mezzogiorno in questo capannone di via Sommer, dove ci si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali. Sono stati i colleghi che hanno immediatamente lanciato l'allarme a soccorrere subito l'uomo, che però è praticamente deceduto sul colpo. Il pesantissimo involucro non ha dato scampo all'operaio, che è rimasto schiacciato. Inutili tentativi di rianimarlo, eseguiti anche dai sanitari del SUEM subito accorsi. A tentare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che hanno raccolto le testimonianze e verificato il rispetto delle norme di sicurezza previste. Insorge il sindacato, che lancia l'ennesimo appello in una regione che ha visto raddoppiare il numero di incidenti mortali sul lavoro, passati da 24 a 51 da giugno 2024 allo stesso mese di quest'anno. Drammatici i numeri anche per la provincia berica, che quest'anno hanno visto schizzare le morti bianche da 1 a 10 episodi. Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, lancia un pesante monito alle imprese. L'obiettivo comune resta 0 morti sul lavoro. Rientrati dalle ferie, ma la conta dei morti non si ferma. Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte sul lavoro. Così non si può più andare avanti. La politica, le istituzioni, le aziende si devono dare una scossa. Insieme a noi dobbiamo cambiare qualcosa. 0 morte sul lavoro non può essere uno slogan, è una cosa che deve arrivare a compimento. Politica sveglia, sindacato sveglia, azienda sveglia. Bisogna fare più formazione, andare più lenti, preservare la vita delle persone, preservare chi fa la ricchezza di questo paese. Ancora violenza, ancora aggressione a Bassano del Grappa. Ancora violenza, ancora sangue e paura, un coltello, un ferito. Il centro di Bassano, per l'ennesima volta, palcoscenico di cronaca nera, nei pressi di Piazzale Cadorna, a 2 passi dall'ossario. Una lite che degenera tra 2 giovani, entrambi di origine africana. Spunta un coltello e, secondo le prime ricostruzioni, a impugnarlo e a colpire la vittima è un minorenne residente in città. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Sull'ennesimo fatto di cronaca indagano i carabinieri di Bassano. Questi episodi che cominciano a ripetersi
possono creare sicuramente preoccupazione. Tengo a precisare però che la tempestività degli interventi ci dà la convinzione, la certezza che la massima copertura del territorio e l'aiuto delle telecamere che stiamo migliorando sempre più ci darà una grossa mano per cercare di tamponare queste situazioni. L'elenco di episodi di violenza dunque si allunga ancora. I cittadini sono preoccupati, si rischia l'allarme sociale. I cittadini sanno benissimo che il nostro controllo del territorio è sempre più puntuale e le risposte che stiamo dando lo dimostrano, sono tempestive. È chiaro che certi episodi, visti da chi passa per la strada, non lasciano tranquilli. Mi tendo comunque a rassicurare la cittadinanza che il nostro controllo del territorio sarà sempre più puntuale. Intanto sul tavolo c'è la proposta di Fratelli d'Italia di dotare gli agenti della polizia locale del taser. Ricordiamo però che fino al 31 dicembre il corpo fa parte dell'Unione Montana del Bassanese e solo dal 2026 tornerà all'interno degli uffici comunali. Ringrazio infinitamente la sollecitazione di Fratelli d'Italia, ricordando comunque che non sono da considerare un loro interlocutore principale, perché pur essendo assessore alla sicurezza di Bassano, questa richiesta devono mandarla alla giunta dell'Unione Montana, da cui in questo momento e fino al 31 di dicembre la polizia locale dipende, è polizia dell'Unione Montana. A Resana una rapina con violenta aggressione, parla la vittima. No, male. Non riesco e non voglio neanche ricordare. C'è tanta paura? Sì, anche di andare giù a buttare l'immondizia. Ho paura di tutto. Paura di tutto. È ancora sotto shock la donna di 49 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta a 2 passi dall'ufficio postale di Resana. Aveva appena prelevato al postamat di Piazzetta dei Donatori quando, dirigendosi verso casa, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata raggiunta dal malvivente, come racconta il nostro microfono, chiedendoci però di restare anonima perché ha il terrore di ripercussioni. Se me li chiedeva, io glieli davo, prendevo i soldi e glieli davo. No, che mi ha aggredito e mi ha fatto un danno morale, fisico e tutto. E non so quanto mi durerà, non so. Cosa che non si dimenticherà con tanta semplicità. Io non vivo più questi giorni, sono sempre col terrore. Ho paura di guidare, di trovarmi qualcuno avanti per la strada. Cioè, posso vivere così. Lei si era accorta della presenza di questa persona? Sì, ho visto un uomo che era fermo, ma non gli ho dato importanza. Dopo, quando mi ha chiesto di fare una telefonata, io gli ho dato il telefono, gli stavo per dare il telefono e lui subito mi ha preso il volto, mi ha spruzzato lo spray agli occhi, peperoncino, mi ha dato uno schiaffo sul mento e l'orecchio e poi un calcio sulla pancia per lasciare la borsa. È quindi scappato in sella un motorino, ma è stato fermato dal marito della 49enne che nel frattempo la stava raggiungendo. Tra i due è nata una colluttazione, il rapinatore è riuscito a scappare a piedi dopo aver colpito più volte al volto con il casco il consorte della donna aggredita, riuscendo addirittura a cambiarsi d'abito. La sua fuga è durata poco perché i carabinieri l'hanno bloccato e arrestato non lontano dal luogo dell'aggressione. Lui, 31 anni, residente a Castelfranco Veneto, arcinoto alle forze di polizia, deve rispondere di rapina aggravata. È stato trovato in possesso sia di soldi che sono stati restituiti alla signora e sia di altri elementi che ci hanno consentito poi di trarlo in arresto. Si muoveva con uno scooter, tra l'altro lo scooter è risultato rubato, quindi questo poi ci ha consentito anche attraverso tutta una serie di ricostruzioni di addebitare, chiaramente ancora siamo nella fase delle indagini preliminari, altre 2 rapine che aveva commesso sempre a Castelfranco nel mese di luglio con le medesime modalità. Se lo trovasse davanti cosa gli direbbe? No, ma neanche mio marito non so cosa gli farebbe. Io no, avrei solo paura di nuovo, sì. Avrei paura, lo ammetto, sono una persona forte, però in questo caso io avrei paura. Sì. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Trevignano.
Una traiettoria impazzita che solo per una fortunata coincidenza non ha innescato un effetto domino potenzialmente letale. Sono le 14:58 lungo via Postumi a Trevignano quando il tir condotto da un 43enne macedone finisce nel giardino di questa abitazione. Il rumore è assordante, l'allarme immediato con la mobilitazione di uomini e mezzi. Sul posto arrivano subito i vigili del fuoco, i carabinieri, oltre ad ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza. Nel giardino, e questo viene appurato nell'immediatezza, non c'è nessuno, così come nei dintorni. Gli stessi proprietari in quel momento si trovavano fuori casa. Gli sforzi dei soccorritori si concentrano così sul 43enne che viene portato d'urgenza nel vicino ospedale di Montebelluna. Fin da subito appare ferito, ma non in pericolo di vita. Il mezzo pesante sarebbe finito fuori strada a causa dello scoppio della gomma anteriore sinistra, da qui lo sbandamento e la corsa finita contro il muro. La pagina politica, le regionali d'autunno, c'è una nuova variabile, la variabile marchigiana, ne parla lo stesso Flavio Tosi. Può darsi che si voglia aspettare l'esito delle Marche, dove l'uscente appunto di Fratelli d'Italia, le Marche votando a fine settembre, teoricamente il tempo per decidere anche dopo ci sarebbe. Chiamiamola variabile marchigiana, non un dettaglio nell'ormai incancrenita lotta interna al centrodestra per la scelta del candidato presidente in vista delle regionali d'autunno. Quello che succederà ad Ancona, quindi, dove si vota a fine settembre, non sarà del tutto indifferente nello scacchiere veneto, con i comizi elettorali che verosimilmente non saranno convocati prima della seconda parte di ottobre per andare al voto a novembre inoltrato. L'analisi è del forzista Flavio Tosi. Se Fratelli per sfortuna, perché Prato è bravo a fare ruoli, ma sai, quando si vota bisogna dare l'affluenza e tante cose. Se per caso succedesse quello che non dovrebbe succedere, è più probabile che, ripeto, se è questo lo scenario, che Fratelli dica allora a quel punto noi che siamo già pesantemente a credito, il Veneto viene ovviamente a noi, che potrebbero dirlo comunque. In altre parole, se Fratelli d'Italia, di gran lunga primo partito della coalizione, perde le Marche, difficilmente può rinunciare al Veneto, dove, va detto, la partita continua a essere interna anche alle anime della Lega. Vuole pesare quella vanacciana. In Veneto certo che porterò la mia esperienza e il mio contributo per fare in modo che la Lega abbia il miglior risultato possibile alle prossime elezioni. E in Veneto è atteso lo stesso segretario Salvini, ospite alla Mostra del Cinema. Le occasioni di incrociare Zaia non mancheranno, anche se il diretto interessato sembra smorzare facili entusiasmi. So che è qui 3 giorni, è ovvio che poi lo incontrerò perché abbiamo delle presentazioni e degli eventi assieme, quindi è inevitabile, è ovvio che ci saranno degli incontri, ma dar contenuti a questi incontri decisamente no. Oggi non abbiamo nulla di programmato. Zaia, che questa mattina era a Casier per l'atteso quanto discusso Terraglio Est. Siamo davanti a un'opera molto attesa e fra l'altro con una gestazione che è durata decenni, quindi siamo riusciti a sbloccarla, 38.800.000 euro di opere, 3 km e 3, 1.600 metri riqualificazione di vecchia strada e dall'altro ovviamente 1.700 metri di nuova strada. Un'opera complessa che i freddi numeri non raccontano, quella del Terraglio Est, che ha preso il via ufficialmente da Via delle Industrie ad Osson di Casier, è destinata ad alleggerire il traffico su Terraglio e a meglio collegare Treviso Sud senza passare per i centri urbani. A giorni le ruspe inizieranno il lavoro che si concluderà a gennaio del 2027, con gli espropri in via di definitiva conclusione. E questo è fondamentale, che ci sia rispetto, anche perché chi viene espropriato di fatto dà un contributo alla comunità. Dall'altro questa è un'infrastruttura che mette in relazione il passante di Mestre, quindi Casello di Preganziol, passa alla tangenziale di Treviso e poi idealmente la tangenziale di Treviso col suo completamento torna alla Pedemontana Veneta, quindi si crea un grande passante che dà ovviamente sfogo a molta viabilità, che è viabilità commerciale, traffico pesante dei nostri distretti industriali. L'impatto ambientale e la sostenibilità sono stati messi più di una volta in discussione, come dai cittadini capitanati dai proprietari di Villa Candiani, ma il progetto non è stato fermato. La funzione dei comitati serve ad affinare la proposta progettuale, perché sicuramente hanno dato un contributo perché quest'opera oggi sia più sostenibile. Mi parlano di una pista ciclabile che non passerà qui, ma che è stata elaborata in modo tale da non interferire e da non rendere pericolosa la mobilità di ciclisti e pedoni, e quindi bisogna prendere quel che è di buono
che arriva dalle critiche. Per capire quali problemi il nuovo asse risolverà, il sindaco Carraretto usa un paradosso. Io faccio un paragone per far capire subito. Noi abbiamo una zona industriale di come aver fatto un palazzo con sole finestre senza porte, perché si doveva e dovevamo crederci fin dall'inizio che si doveva sbloccare questa situazione. Questa fortunatamente si è sbloccata e dunque io ne sono fiero. I costi sono lievitati di quasi 3 volte rispetto al piano originario, ma Regione e Veneto Strade hanno voluto chiudere il cerchio. Perché le opere realizzate a stralci hanno sempre il rischio di rimanere incompiute, quindi questa gli abbiamo dato la priorità perché c'era il progetto e avevamo la possibilità ovviamente di completarla. Il Veneto si conferma sempre più terra di cinema. Sono ben 106 i titoli di film, tutti lungometraggi di produzioni importanti, sostenuti dalla Regione Veneto attraverso la Film Commission del Veneto a partire dal 2020, anno in cui è nata, e alla mostra di quest'anno sono 5 i film presenti nel programma ufficiale del festival. È quindi il Veneto grande protagonista dell'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che pur parlando tutte le lingue del mondo ha anche una forte caratterizzazione nostrana. L'impegno della Film Commission nei 5 anni di intensa attività è stato illustrato con modestia ma anche giusto orgoglio dei promotori. La Film Commission che io ho voluto è una Film Commission che investe circa 6 milioni di euro all'anno. Ricordiamo, abbiamo intercettato anche fondi comunitari. E cos'è la Film Commission? Intercetta le produzioni cinematografiche, parla con i produttori, parla con i registi e dice: se venite in Veneto a girare i vostri film, a girare le vostre serie, noi vi diamo una mano. Questo vuol dire che poi in TV, nei cinema, vedremo i paesaggi del Veneto, vedremo storie del Veneto, vedremo territori che sono i nostri territori e ne vedremo un po' di meno di quelli degli altri. Ho voluto con forza, non ce l'avevamo, eravamo assenti nel mercato cinematografico, oggi lo siamo e i cittadini cominciano a vedere produzioni in TV, pensi alle serie, piuttosto che ai film dove si intravede, si vede il paesaggio veneto e anche nei migliori dei casi storie del Veneto. Vogliamo far sì che la nostra regione possa mettere nelle condizioni ideali chi vuol venire a realizzare produzioni in Veneto, riuscendo anche così a valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre eccellenze culturali e le capacità dei nostri professionisti. Siamo sempre più convinti di avere una strada che ci vede con delle grandi opportunità e la Film Commission in questo ha fatto un grande lavoro, tanto che quest'anno abbiamo ben 5 film in concorso alla Mostra di Venezia che sono stati sostenuti dalla nostra Film Commission regionale. La presentazione è stata anticipata dall'accensione delle torce olimpiche di Milano Cortina 2026. Hanno presenziato all'incontro anche il presidente della Biennale Buttafuoco e il direttore della Mostra Barbera. E in concorso a Venezia arriva proprio Duse, girato molto in Veneto e a Venezia con regia di Pietro Marcello e l'interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi. Quando si parla di cinema si parla forse un po' troppo di risorse, no? Di finanziamenti, perché ovviamente c'è bisogno anche di questo, però la parte importante è vedere la disponibilità della popolazione, il fatto che tutti coloro che sono stati coinvolti nelle produzioni cinematografiche, audiovisive, sono stati sempre aperti, non hanno mai protestato, non hanno mai contestato l'arrivo di tantissima gente, perché c'è un indotto enorme. Nel 2026 è stato annunciato proprio oggi la nascita di un fondo. Nel 2026 aprirà un fondo sviluppo, cioè la prima fase, la fase iniziale di scrittura e di preparazione dei film. Quindi sarà un fondo destinato a opere che raccontano, che si svolgono in Veneto, prevalentemente in Veneto. E dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.